Tragedia all'aeroporto di Asiago, dove il pilota di un aliante è morto in fase di decollo davanti agli occhi del padre e del figlioletto. A perdere la vita Alberto Casagrande, 47enne, che viveva e lavorava ad Asiago, titolare del noto panificio gelateria di Piazza Carli, persona conosciutissima e ben voluta in città. L'uomo si trovava al comando del mezzo mentre veniva sollevato da un verricello a motore, da cui poi si sarebbe staccato per liberarsi. A 20 metri dal suolo, il dramma. Per cause ancora da chiarire è precipitato, immediati soccorsi, sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il pilota dalla carlinga, completamente distrutto il velivolo. I sanitari del SUEM, intervenuti assieme all'eliambulanza da Padova, hanno cercato di rianimare il 47enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il mezzo e l'area dove è avvenuto l'incidente sono stati posti sotto sequestro. I carabinieri di Asiago stanno svolgendo le verifiche per ricostruire quanto è avvenuto e stabilire eventuali responsabilità. Scosso il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, che ricorda Alberto Casagrande come un gran lavoratore, innamorato della vita, con la grande passione per il volo ereditata dal papà. La nostra comunità si stringe attorno alla famiglia Casagrande per questa gravissima tragedia che l'ha colpita. Non ci sono parole per descrivere il nostro stato d'animo, proprio anche in relazione alle dinamiche di questo incidente. Alberto era una persona solare, positiva, un grande lavoratore attaccato alla famiglia e ai valori della nostra comunità, quindi è una grave perdita per noi e non possiamo che esprimere un forte sentimento di vicinanza alla famiglia che in questo momento sta vivendo un'ennesima tragedia. Un dolore che si aggiunge a un'altra tragedia che toccò la famiglia Casagrande nel 1987, quando un fratello di Alberto, allora bambino, perse la vita in circostanze altrettanto drammatiche. Nelle prossime ore il corpo del 47enne sarà sottoposto all'esame autoptico per capire le esatte cause del decesso.